a tutti, grazie a tutti voi che siete intervenuti nonostante le allerte gialla, il tempo inclemente, gli altri inconvenienti e la concomitanza con il salone nautico che non me la poco come inconveniente dal punto di vista del traffico e dell'interesse a questa riunione che è estremamente valida dal punto di vista sociale oltre che spirituale e che è stata organizzata in unione dal CUP e dal Sera Club Eghi. Senza perdere altro tempo do la parola a Pietro Cattaneo che gentilmente ci ospita in questa sala. Prego. Quindi io per primo devo dare il benvenuto a tutti voi, vi ringrazio e sono orgoglioso di ospitare nella mia parrocchia questo convegno. Poi, visto che ho la parola e poi devo assentarmi perché devo andare a dire la Santa Messa prefestiva, allora mi butto, ecco, anch'io nel contesto del commento a questo libro, Le ragioni del dialogo. Possiamo dirci cristiani se escludiamo dal nostro orizzonte chi non lo è? Si rivolge a quella parte di umanità che si riconosce in maniera più o meno convinta e impegnata nella proposta del Vangelo. Saremmo tutti noi, no? La invita a aprirsi alla conoscenza attraverso lo studio e la disponibilità al dialogo di culture e di fedi diverse che ormai sono penetrate nel nostro Occidente. Quindi gettare ponti di amicizia, di dialogo con chi si riconosce in fedi e culture diverse, anche con chi si professa non credente o indifferente. Quindi io mi sono letto questo libro, confesso che l'ho letto con interesse. Alcuni capitoli, quelli sulla filosofia, li ho un po' sorvolati, il personalismo, eccetera. Però il resto, perché mi sono ritrovato in questo libro. Mi ha aiutato a rileggere un po' l'esperienza della mia vita, cioè della mia giovinezza, della mia vocazione, della formazione al sacerdozio, la mia vita sacerdotale. Cioè ho trovato avvenimenti, situazioni che ho vissuto anch'io in prima persona, personaggi conosciuti, le mie passioni, i miei hobby. Sono un sacerdote anziano, ho 83 anni, sono prete da 51 anni. La mia formazione è iniziata a Milano. Allora Papa Giovanni Montini, che è stato il mio vescovo, che ho conosciuto personalmente, e poi è stato il mio Papa, il Papa della mia giovinezza. Poi il tempo del concilio, la gioventù studentesca di Don Giussani. Poi c'è stato per me un periodo di discernimento, servizio militare, qui a Genova, una borsa di studio all'Università di Genova, e poi l'incontro con il Cardinal Siri, il sacerdozio. Ecco, io i primi anni del sacerdozio, 15 anni, li ho dedicati a Non Armo, no? L'assistenza religiosa all'Italsider, alla RAI, ai Costa, eccetera, e facevo scuola. Ecco qui il primo hobby, la mia opera di insegnante di religione
nelle scuole superiori, l'IPSIA che era collegata succursale dell'Italside, proprio sulla storia delle religioni nel mondo. Mi ricordo proprio questa esperienza che è stata molto bella, soprattutto far gustare, far conoscere, io ci ho tenuto, far conoscere l'Islam, e lo combattiamo sempre senza conoscerlo. Ecco, gli scritti, le preghiere spirituali dell'Islam. Poi la pubblicazione di Nostre Aetate sul rapporto della Chiesa con le altre religioni. Poi ho trovato un'altra mia esperienza, il 27 ottobre del 1986 ad Assisi. Io ricordo benissimo quella fredda giornata, è stato un momento irripetibile, ecco. Se voi salite nella mia chiesa trovate una croce con scritto pace in tutte le lingue. Le ho copiate proprio dallo sfondo di quel palco, no, dove c'erano lì tutti imbacuccati i rappresentanti di tutte le religioni dopo le preghiere per la pace. Voi sapete che la comunità di Sant'Egidio, ve lo diranno, ha perpetuato questo impegno con gli incontri annuali dei leader religiosi e quello spirito di Assisi, ecco, di dialogo, di amicizia. E lì ho conosciuto poi la comunità di Sant'Egidio. L'ho scoperta questa comunità nella preghiera serale quotidiana. Sono stato invitato, vieni, mi ha affascinato e poi ho incominciato a fare gli incontri di sacerdoti a Roma con Don Vincenzo Paglia, con Don Matteo Zuppi, eccetera, che adesso sono diventati anche cardinali. Ancora, a proposito del dialogo, per me, milanese, è stato un dono prezioso l'eredità del cardinale Carlo Maria Martini, di questo modo nuovo di cui parla il libro, di dialogare con le religioni, col mondo contemporaneo. Ecco, l'esempio di maggiore risonanza anche internazionale è stata la cattedra dei non credenti che Martini ha svolto a Milano, ben 15 anni proprio è durata. Egli ha spinto lo sguardo oltre i confini consolidati, favorendo una Chiesa, direbbe Papa Francesco, missionaria in uscita, non chiusa in se stessa, facendo emergere il messaggio del Vangelo che è portatore di luce a tutte le persone. Ho assistito una volta sola a questa cattedra, era nel 1995. Il tema era questa nostra benedetta, maledetta città. Ci sono andato perché un commentatore era anche il mio parroco di Sesto San Giovanni, quindi mi ha invitato. Però le ho sempre seguite queste riunioni. Adesso sono pubblicate in un volume dell'opera Omnia di Martini. Mi ha insegnato a essere un cristiano che si interroga con onestà proprio sulla propria fede. Ricordo anche di aver assistito alla scuola della parola nel Duomo della mia cara Milano, nel Duomo, la scuola della parola. Ha permesso a tanti di sperimentare
quel fuoco nel cuore che ha riscaldato i due discepoli sulla strada di Emmaus. Ecco, aprire un orizzonte nuovo al dialogo tra persone portatrici di fedi, di opinioni, di religioni diverse. Poi è chiaro che gli sviluppi di questo metodo è l'esperienza del cortile dei gentili, ecco, ispirata dal cardinale Ravasi, e poi Papa Francesco ha rilanciato in pieno questa tematica in Evangelii Gaudium, il Laudato Si, ecco. È il dialogo, ecco, questo è diventato una sorta di principio metodologico che ha inaugurato un'epoca nuova. Poi un'ultima mia fotografia in questo libro, Charles de Foucault, San Carlo de Foucault, e ringrazio proprio Padre Andrea di questo lungo capitolo. È il santo che ha guidato e plasmato la mia vita spirituale. Nella mia libreria ho più di un centinaio di libri che parlano di lui, proprio dalla prima biografia di René Bazin fino all'ultima per la canonizzazione di Pierre Surisseau, volumaggio così proprio. Conosco quindi il percorso umano e religioso della sua vita. Io avevo 18 anni in liceo quando ho incominciato a conoscerlo, perché venne un piccolo fratello in seminario a Milano, a Benegono, a parlarci di lui. Poi il libro Come loro di René Voillon, che è un po' la storia, sono le lettere che il primo superiore dei Piccoli Fratelli scriveva alle sue comunità, è stato il libro sul quale abbiamo pregato, meditato. Poi in un momento veramente determinante per me è stato anche un libro di Jean-François Six, veramente. Di questo Come loro io ne conservo preziosamente nella mia libreria la coppia ingiallita che mi ha sempre accompagnato. Questo libro mi ha permesso più di 60 anni fa di scoprire e di amare Charles de Foucault, e devo dire proprio che Charles de Foucault è stato lo strumento di cui Dio si è servito per farmi sentire il suo appello al sacerdozio. Sono stato curiosamente una volta a Parigi, proprio nella chiesa di Sant'Agostino, su quell'angolo là dove lui aveva incontrato l'abbé Velin a pregare perché mi potessi convertire anch'io, ma non ci sono ancora riuscito. Ecco, io vi ho detto i frutti che ho trovato leggendo questo libro. A voi allora la buona volontà di leggerlo. Grazie. Prima che ti allontani, volevo fare una considerazione. Come bella Vanolina parla di coloro che parlano di Napoli, da cui lontano si vuole, ma poi va a Milano. Noi ringraziamo il Padre Eterno e il Cardinale Siri perché questo milanese autentico è venuto a prestare il suo servizio a nostro favore in cielo. E noi ringraziamo per aver
puntualità, il suo entusiasmo benechino. Lo posso dire ben io che come presidente di circoscrizione sono andato a dargli il benvenuto appena non mi dato parroco a San Carlo in Cile l'altro ieri. Grazie Don Pietro, al bulto salus. Darei la parola adesso per il CUP alla professoressa Angela Delfino per un saluto. Bene, allora direi che funzioni molto. Sì, funziona. Mi sentite? Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Parlo a nome del CUP che in collaborazione col SERACAB ha organizzato questo convegno. La nostra Presidente Maria Ricci è impegnata nel girare il video di questo evento e dunque ho avuto l'incarico di darvi il benvenuto e aggiungere questo, che quando a giugno direi il professor Algeri, che è un insegnante del CUP, per chi non lo sapesse, il CUP è un'associazione anche Don Pietro, anche del Sera Club, in collaborazione con il Sera Club. Anche Don Pietro quest'anno è docente al CUP. Sì, anche lui fa un corso sugli Atti degli Apostoli, lo pubblicizzo. Dicevo, il professor Algeri, che è un insegnante del CUP, il CUP è un'associazione di promozione sociale che organizza corsi, laboratori, quest'anno ce ne saranno più di 160 in più sedi. Quando appunto, vi dicevo, il professor Algeri ha chiesto alla Commissione Cultura di organizzare la presentazione del suo libro, sia il titolo, ma in particolare il sottotitolo che ha citato anche Don Pietro, che è stato mio collega alla Franconi, e non l'ha detto, possiamo dirci cristiani se escludiamo dal nostro orizzonte chi non lo è. Abbiamo pensato appunto di lavorare, di impegnarci. Il testo, il libro è un saggio molto ricco, con vari approfondimenti, con 11 pagine di bibliografia, con richiami alle varie esperienze di dialogo e quindi è stato particolarmente interessante lavorarci su. E quindi oggi in questo evento parleranno due coautori, il professore Algeri e padre Mandonico, ma sono previsti anche interventi di esponenti di altre fedi religiose e di movimenti ecclesiali, dei quali a lungo e in maniera così interessante si parla nel libro. Sì, il professor Catalano, che voi avete visto sia nelle locandine che nel pieghevole che è stato distribuito, avrebbe dovuto parlare, per motivi di salute purtroppo non è presente con noi. Interverrà, se riusciamo, via WhatsApp. Ecco, volevo dire quindi che il CUP e la Commissione Cultura volentieri hanno organizzato un evento perché rientra proprio nel finalità del CUP e sviluppare e stimolare la crescita culturale, individuale e collettiva nella salvaguardia del pluralismo. Quindi buon convegno a tutti. Grazie. La parola adesso alla Presidente del Senato, Laura Cappellini. Grazie, il benvenuto gli è stato dato, non offre. Allora, dicevo che il benvenuto è stato dato e io non faccio altro che rinnovarlo. Il Serra ha già collaborato col CUP tante volte, quindi magari c'è un altro presidente, però siamo sempre questo gruppo piccolo e sparuto che fa parte però di un'iniziativa internazionale, a nostro avviso molto importante perché si occupa di sostenere seminaristi, le vocazioni, i sacerdoti, le religiose, perché riteniamo che ognuno di noi, come diceva Don Pietro, seguendo il proprio credo, però ha bisogno di qualcuno che lo metta in contatto con qualcosa di superiore, cioè ne sentiamo l'esigenza. E quindi penso che sia bene a volte preoccuparsi, oltre che dei beni materiali, anche pensare a qualcosa che
sia superiore a noi e soprattutto che ci aiuti ad essere solidali con gli altri. Perché noi ci siamo, o meglio io mi sono subito agganciata io faccio anche parte del CUP, quindi quando Angela mi ha parlato di questo convegno, io dico guarda, va proprio a nozze per il Serra, perché quest'anno il filo conduttore del Serra nazionale si basa proprio sull'importanza del dialogo, soprattutto un dialogo che è stato instaurato da Cristo sulla croce e tra terra e cielo, e poi fa riferimento al fatto che la pace, la giustizia, il perdono devono nascere dal cuore delle persone, da un cuore rinnovato, da un cuore aperto, da un cuore che sa dimenticare, passare sopra. Mi fermo. Don Pietro mi ha rubato tutti i riferimenti che a me piacciono molto, del Cardinal Martini. Io aggiungo anche ad esempio Don Milani. Come insegnante io ho fatto sempre molto riferimento alla scuola di Valpiano. Secondo me è stato di nuovo un punto fisso, ecco, proprio al quale. Quindi, ora, senza dilungarmi ulteriormente, perché abbiamo tempi brevi, visto che abbiamo degli interlocutori di chiara fama, passo la parola al nostro governatore. Scusa, mi avevano detto di... Allora la passo, ho fatto una gaffa. E quindi, però, allora lo presenti tu. Io vi ringrazio, vi ho dato dei foglietti, dei tempi, eccetera, sul Serra. Se avete la pazienza di leggere e guardare il programma, se qualcuno vuole partecipare qualche volta alle nostre riunioni, ve l'ho detto che siamo pochi e spariti, però se qualcuno vuole partecipare siamo ben contenti, perché così almeno potremo ampliare un po' di più questo nostro impegno. Grazie ancora, scusate. La parola la passo al governatore del Serra Club, il quale illustrerà gentilmente la sua figura, nel senso il suo ruolo e quello che è lo scopo del Serra Club. Grazie. Allora, intanto porgo i saluti del Serra Club International Italia, che sa di questa mia partecipazione. La Presidente Paola Poli mi ha pregato di porgervi i suoi saluti. Poi saluto le autorità religiose, le autorità civili presenti se ce ne sono, il mio governatore eletto, che è il caro Righi, che mi sostituirà tra un anno nella conduzione di questo distretto, che è abbastanza pesante, non pensavo all'inizio che sarebbe stato così. E poi tutti i partecipanti alla presentazione del libro Le ragioni del dialogo, agli autori e a tutti gli organizzatori. Ringrazio in modo particolare la Presidente del Serra Club di Pegli, Laura Pittaluga. Lei sa che io adoro questo tipo di uscite del Serra Club e non credo l'abbia fatto per me assolutamente, perché non è nel suo carattere, però ha inserito nel programma questa chicca. Io ne sono veramente felice, perché io continuo a dire, come Papa Francesco lo dice alla Chiesa e lo dico al Serra: il Serra deve uscire per le strade, non deve stare chiuso nelle sacrestie, chiuso nei ristoranti dove vanno a trascorrere la cena per parlare e discutere sulle attività. Devono uscire, e si esce, il Serra non può che uscire in questo modo, e ne sono veramente felice. I presenti si chiederanno: ma i serrani, ma non debbono occuparsi dei seminaristi, dei sacerdoti, dei seminari? Questo è quello che tutti pensano del Serra, ma la realtà è un'altra. Il Serra è nato dopo la depressione del 1929, dove tutte le realtà economiche, ma non solo, anche sociali, anche religiose, erano allo sbando. 4 professionisti americani a Seattle
a pranzo, diversamente facciamo noi che noi ci riuniamo a cena, loro si riunirono a pranzo, parlarono della situazione della Chiesa americana e pensarono di costituire il Serra International. Secondo me non avevano l'idea di cosa sarebbe uscito fuori da questo loro pensiero, ciò che sarebbe nato da questo piccolo seme da loro gettato così nel terreno, proprio come ci dice il Vangelo, no? Un piccolo seme che cosa ha potuto portare. Il Serra è presente in tutto il mondo, in ogni continente. Io al convegno internazionale che si è tenuto a Roma nel 2017, io ho incontrato un serrano del Kenya, un serrano kenyota, proprio è in tutto il mondo, c'erano indiani, c'erano peruviani, c'erano brasiliani, statunitensi, canadesi. E incontrai anche questo serrano nei suoi abiti tradizionali del Kenya, quindi una cosa veramente presente ovunque. Quindi non si occupa solo, si occupa chiaramente dei seminaristi. Noi abbiamo la fondazione che si occupa dei seminaristi anche aiutandoli economicamente con delle borse di studio che vengono elargite ai seminaristi meno abbienti, ma si occupa dei sacerdoti, degli anziani, dei giovani. Se un sacerdote vuole andare a studiare, il Serra non è in condizioni agiate, il Serra elargisce una borsa di studio per farlo studiare. Si occupa dei seminari, se hanno bisogno, vengono fatte raccolte per i seminari, per le ristrutturazioni, per tante cose. Ma una cosa importante che è nata, che il Serra porta in sé fin dall'inizio, è il portare avanti la cultura cristiana. Questo anche è un nostro compito. E questa credo che fu una delle caratteristiche che riuscì a coinvolgere il Cardinal Siri quando volle a Genova il Serra Club. Lo volle fortemente lui e riuscì. E da Genova arrivò in tutta Europa. Perché in Europa non c'era ancora il Serra, lo portò lui, perché lo conobbe attraverso un frate Ferrari, lo conobbe attraverso lui, mandò un suo vicario a verificare in cosa consistesse tutta questa opera, il Monsignor Noli, e poi portò a Genova il Serra. In Italia vi sono molti club e la struttura italiana ma anche internazionale è così fatta. Vi è il club, che è l'unità base, che è presente in ogni diocesi, possono essere anche più in ogni diocesi. Io vengo dalla diocesi di Albenga e Imperia, nella diocesi di Albenga e Imperia vi sono due club, uno ad Albenga ed uno ad Imperia, quello da cui provengo io. Poi tutti questi club sono riuniti in distretti. Il mio distretto, che è il distretto 70, ha competenza sulla Lombardia, tutti i club della Lombardia, Liguria e il club di Lugano, che è in Svizzera, il territorio che io coordino. Qual è il compito del governatore? Il compito del governatore è quello di coordinare i vari club, spingerli sulle direttive che dà il nazionale. Il nazionale vuole che noi svolgiamo delle giornate come questa in sinergia con altri organismi, organizzazioni, associazioni, proprio per farci uscire, per farci conoscere all'esterno. In questa società in cui i cambiamenti accelerati lasciano molti smarriti e confusi, è necessario avere dei punti di riferimento chiari e precisi, ed il Serra è chiamato ad operare anche in questo ambito, proprio a fornire attraverso la cura della cultura cristiana proprio questo. In tutta Italia vi sono migliaia e migliaia di attività che vengono poste in essere dai club serrani e queste sono proprio attività legate anche alla cultura. Noi abbiamo 3 concorsi importanti che svolgiamo. Uno è il concorso scolastico rivolto ai ragazzi delle scuole elementari, delle medie e delle superiori, dove viene fornito un tema all'anno e loro devono sviluppare questo tema. Poi abbiamo un concorso fotografico. Questo concorso proprio su un tema dato è rivolto a tutti, a giovani ed adulti,
e questo tema deve portare avanti un po' il senso della fede nel tema che viene dato dal comitato organizzatore. Poi abbiamo, quest'anno è nato il nuovo, il concorso rivolto ai seminaristi che praticano la musica, concorso musicale, e loro hanno mandato i loro lavori, li hanno mandati al nazionale, alla commissione li esaminerà e poi premierà i lavori migliori in una giornata in cui loro potranno esibirsi. Queste sono le nostre attività, oltre a vederci in ogni club 1 o 2 volte al mese, per parlare di cultura cattolica, per parlare di temi cattolici e per vivere e crescere nella fede cristiana. Buonasera a tutti. Grazie a quanti sono intervenuti finora. Io di mio non metterò niente, mi limito a leggere un tratto. Non compite nessuno sforzo, non usate alcun mezzo di persuasione per indurre quei popoli a mutare i loro riti, le loro consuetudini e i loro costumi, a meno che non siano apertamente contrari alla religione e ai buoni costumi. Che cos'è infatti di più assurdo che trapiantare in Cina, la Francia, la Spagna, l'Italia o qualche altro paese d'Europa? Non è questo che voi dovete introdurre, ma la fede, che non respinge né le riti, le consuetudini di alcun popolo, purché non siano cattivi, ma solo piuttosto salvaguardarli e consolidarli, e così va avanti. Si tratta di un testo che sembra provenire dall'ultima filosofia del mondo a favore del dialogo, ma si tratta invece di una istruzione per i vicari apostolici della Cocincina, del Tonchino e della Cina, emanata nel 1659 dalla Confraternita per la difesa della fede. Questo vuol dire quanta strada dovremmo fare per conoscere tutto quello che ci ha preceduto e che noi ignoriamo. Darei adesso la parola al primo degli autori del libro, il professore Dato Algeri. Prego. Bene, buonasera, grazie della vostra partecipazione ampia, insomma ci incoraggia questa presentazione. Bene, io inizio cercando di ricapitolare un po' il senso di questo nostro lavoro che abbiamo intitolato Le ragioni del dialogo, in alcuni punti che ho sintetizzato. In primo luogo, diciamo, la presenza di una visione comune agli autori, pur nella diversità delle loro esperienze. Dall'idea di contribuire a modificare chiusure, pregiudizi, nell'intento di offrire un contributo per la costruzione di una comunità umana in cui possano sorgere rapporti più amichevoli, fondati su una maggiore conoscenza e rispetto reciproci della diversità delle culture e delle fedi. Secondo questa visione comune non vuole essere utopistica, a partire dalla presentazione all'interno di questo lavoro di esperienze concrete di dialogo, pur nella consapevolezza che il cammino in questa direzione necessita ancora di un forte sviluppo. Terzo, la consapevolezza che le ragioni del dialogo tra persone che si riconoscono in diverse fedi, culture o tra credenti e non credenti si scontrano con una realtà ancora fondata su contrapposizioni, anche forti, e su prevaricazioni. Dunque è un lavoro che si può configurare come una sfida rispetto ai parametri, una sfida, lo dico tra virgolette, adesso chiarisco, della presente realtà, ma questa sfida portata avanti, e lo sottolineo, senza odio o disprezzo per questa realtà,
nella convinzione che ci accomuna che le ragioni a favore del dialogo siano più vitali e coinvolgenti del loro opposto e che tali ragioni si possano mostrare con chiarezza. Quarto, la proposta di un nuovo, di un diverso atteggiamento, una diversa disposizione d'animo. Si tratta di una disposizione che, se da una parte è radicata nella posizione convintamente cattolica degli autori, dall'altra è altrettanto ferma nella convinzione che non debbano esserci preclusioni nei confronti di nessuno che sia in buona fede e nella certezza che le diversità non sono da considerare un ostacolo insormontabile, al contrario, se vengono comprese nelle loro ragioni d'essere in maniera più approfondita, costituiscono una possibilità di incontro, di sviluppo di nuove e positive relazioni umane. Perché ciò si realizzi occorre, a mio avviso, guardare all'altro, diverso da te, semplicemente come una persona, in modo non differente da chi è come te. Guardare a chi è diverso da te solo come una persona, non come una persona diversa, ma come una persona, nella consapevolezza che può avere una visione diversa dalla tua, ma soprattutto guardarlo come persona. Chi sono gli interlocutori? Infine, gli interlocutori potenziali, lettori, diciamo, di questo nostro lavoro sono sia credenti, cristiani o appartenenti ad altre fedi, ma anche non credenti, che hanno a cuore, soprattutto con un occhio rivolto alle giovani, nuove generazioni, un futuro in cui possa crescere lo spazio dell'incontro, della conoscenza, dell'accettazione dell'altro nel reciproco rispetto, senza secondi fini dell'identità di ciascuno. Ora, questo libro potrebbe essere definito un libro del noi, mi piace, no, definirlo così, un libro del noi, perché ha voluto porre in evidenza più quello che unisce che quello che divide. Un libro del noi anche perché è il frutto in primo luogo di una idea, di un lavoro a più mani condiviso tra diversi autori. Infatti la convinzione che ci ha animato, pur nelle diverse esperienze di vita e di impegno in cui padre Andrea Mandonico, Roberto Catalano, che spero potrà intervenire alla fine con un collegamento WhatsApp, e il sottoscritto Renato Algeri ci siamo trovati, è stata che sia meglio spendersi per cercare e comunicare che è possibile trovare, se si è animati da una volontà buona o buona volontà, piuttosto quello che avvicina, anziché quello che divide, realtà culturali e spirituali diverse tra loro. Mentre tra un secolo XX ormai trascorso, ma ancora alle nostre spalle, ed il nuovo XXI sono emerse con forza e violenza differenze di ogni tipo, ideologiche, economiche, culturali, religiose, che hanno evidenziato i momenti della contrapposizione rispetto a quelli dell'incontro, noi riteniamo che sia invece possibile costruire delle relazioni, gettare dei ponti tra credenti in fedi diverse o con non credenti. Questo libro non ha voluto e non vuole significare volontà di un facile sincretismo religioso, una sorta, come si dice, si è detto negli ultimi anni a volte, di buonismo perbenista, no? Per cui vogliamoci tutti bene, non ci sono differenze, che tende ad annullare le differenze. Al contrario, vuole porre in evidenza come sia stato possibile, pur rimanendo saldi nelle proprie convinzioni spirituali e culturali, far emergere il profondo desiderio di molti all'interno di differenti fedi, ma anche al di fuori di esse, in chi si definisce non credente, di impegnarsi nella costruzione di relazioni amichevoli, nel rispetto e nell'accettazione della diversità. Tutto questo è testimoniato in questo nostro lavoro condiviso. Personalmente ho cercato di documentare, proponendo anche un inquadramento di tipo storico, come a partire in particolare dalla celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II tra il 1962 e il 1965 e dall'enciclica di Papa Giovanni XXIII Pacem in Terris, la Chiesa Cattolica abbia perseguito, pure in presenza di difficoltà e resistenze ad essa esterne ed interne, la via del dialogo, senza con ciò allontanarsi dal suo patrimonio dottrinale, ma coniugandolo con un mondo segnato da profondi cambiamenti.
fino ad arrivare agli sviluppi più recenti in questa direzione che si sono avuti con l'attuale pontificato di Papa Francesco. Un importante riferimento per questo cammino è stato certamente l'ormai storico, ne parlava anche prima Don Pietro, incontro tra le religioni per la pace nel mondo voluto da Papa Giovanni Paolo II e realizzato ad Assisi nell'ottobre del 1986, al quale, e lo sottolineo, non ci siamo visti Don Pietro, ma c'ero anch'io a quell'incontro, ho avuto l'occasione, sono convinto, la fortuna di partecipare. Allora presi così, no, spontaneamente, come dire, questa decisione, presi un treno a Genova e andai ad Assisi di mia iniziativa. Si diceva una volta a cani sciolti, liberi così, no? Sentii questo bisogno, presi ed andai. Con grande piacere partecipai a quell'incontro. Un contributo importante, a mio avviso, è venuto anche un dedicato spazio a questo aspetto dalla dottrina sociale della Chiesa, che ha delineato fin dalla prima enciclica sociale, la Rerum Novarum di Papa Leone XIII nel 1891, un possibile modo di impostare le relazioni sociali che ponga al centro la persona, prima degli interessi di singoli o di gruppi. E in relazione a questo mi sono soffermato poi su alcune delle più significative encicliche sociali espresse nel secolo scorso, successive al Concilio, la Populorum Progressio di Papa Paolo VI del 1967, la Centesimus Annus di Giovanni Paolo II 1991 e in occasione dei 100 anni della prima enciclica, la Fratelli Tutti di Papa Francesco del 2020, la recente, quindi molto recente, di 2 anni fa. Ho poi richiamato il personalismo, cui accennava appunto simpaticamente Don Pietro, come una delle espressioni. L'ho fatto perché ho ritenuto, no, di chiarire anche a chi leggerà, chi avrà volontà, piacere di leggere il libro, che c'è stata questo è stato un po' il mio pane, scusate, no, lavorativo per tanti anni, cioè l'insegnamento della filosofia, della storia nei licei. C'è stata una componente del pensiero filosofico del Novecento definita personalismo, che ha avuto 2 figure di riferimento molto importanti in 2 pensatori, grandi pensatori francesi, Emmanuel Mounier e Jacques Maritain, che appunto hanno messo al centro della loro opera proprio il tema della persona, no? Il tema della persona. Jacques Maritain, tra l'altro, ricordo che portò un importante contributo nella fase preparatoria dei lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ho infine presentato diverse testimonianze di dialogo, richiamando in particolare 2 esempi, uno di dialogo con i non credenti e uno con la cultura. Con Roberto Catalano ho curato un capitolo in cui si fornisce un quadro delle principali religioni non cristiane, soffermandomi personalmente sull'Islam, mentre Catalano si è occupato di buddismo e induismo, e lo sentiremo, penso poi. In queste pagine abbiamo presentato riferimenti ad aspetti che in particolare riguardano la ricerca alla luce delle diverse fedi di principi di giustizia, di compassione, di misericordia per una convivenza buona, non violenta e equa della comunità umana. Sullo sfondo, e vado verso le conclusioni del nostro lavoro, c'è un confronto critico, lo accennavo prima, ma non segnato, lo sottolineo di nuovo, no, dall'odio, come dicevo appunto prima, con il modello socio-economico e culturale attualmente dominante. Un modello che, se da una parte risulta fondato sui principi della democrazia, e questo per noi è di certo una cosa buona, voglio dire, dall'altra però non appare ancora improntato alla fraternità e all'accoglienza, perché troppo condizionato da una logica individualistica e dai grandi interessi economici. Ma questo confronto critico non vuole porsi in contrapposizione con questa realtà, bensì introdurre una proposta che riteniamo possa essere condivisa da non poche persone, la proposta di un diverso atteggiamento, lo accennavo prima, in grado di valorizzare le ragioni del dialogo, come abbiamo voluto intitolare questo lavoro, di una convivenza che tenda a una maggiore conoscenza, alla comprensione delle diversità, senza per questo negare la propria identità, anzi manifestandola con chiarezza. Pensiamo che a una reale pacifica convivenza umana, pacifica convivenza umana non potrà avvenire senza il presupposto della comprensione, dell'accettazione di chi è diverso da noi, come dimostrano in senso negativo
poiché i risultati, in senso negativo, perché i risultati sono stati deludenti, in questo senso le vicende storiche degli ultimi 2 secoli, che pure sono state positivamente nel nostro Occidente testimoni di profondissime trasformazioni e progressi in ambito socio-economico e scientifico. Dunque nessuna forma, e concludo, di sincretismo, né passi indietro rispetto alle più profonde e radicate nostre convinzioni, ma neanche nessun arroccamento, nessuna chiusura, tranne nei confronti di forme che implichino ricorso alla violenza di qualsiasi tipo, verso chi proviene da altre spiritualità, o è lontano consapevolmente o semplicemente per indifferenza da qualsiasi forma di spiritualità. A mio avviso vale l'appello venuto in questi anni da Papa Francesco a non perseguire, come in epoche passate, progetti di proselitismo, bensì a porsi in un'ottica di ascolto, di servizio, di conoscenza non superficiale dell'altro da sé, specialmente se è più debole e povero. Grazie. Grazie. Ma recandoci e dispiaciuti per l'impedimento che ha accolto il professor Catalani, darei la parola a Padre Rondoni. Io ho contribuito a questo libro, Le ragioni del dialogo, con l'ultimo capitolo che riguarda un esempio concreto, specifico, di dialogo di Charles Foucault, non solo perché sono uno specialista di Charles Foucault, ma perché è un tema che nella Chiesa oggigiorno è molto presente. Basti pensare alla Fratelli Tutti di Papa Francesco, in uno degli incontri che quasi ogni 2 o 3 mesi, adesso il prossimo sarà il 6 ottobre, di incontro con il Papa. Nell'ultimo incontro di luglio mi diceva che di far conoscere questa spiritualità, di far conoscere questo nuovo santo, perché è la spiritualità della Chiesa di oggigiorno, soprattutto per i giovani, contemplazione e missione, uscire e testimoniare il Vangelo, dopo averlo contemplato nella propria vita, nella propria esperienza. Ecco, il tema del dialogo è un tema allora più che mai attuale nella Chiesa e nella società d'oggi, e il Papa lo ripete continuamente, ed è un tema che tocca a tutti. Se nella prima parte si trovano le radici del dialogo, la prima parte curata dal professor Algeri, e poi il professor Roberto ha curato l'esperienza delle religioni e culture asiatiche, dall'altra parte il mio contributo ha portato, come dicevo, questo esempio concreto di Charles Foucault, che ha voluto, e l'ha ribadito ancora Papa Francesco, essere chiamato il fratello universale. Un fratello universale che risale a Papa Paolo VI, quando nella Populorum Progressio lo citò come esempio di dedizione e di carità missionaria. E cito: basti ricordare l'esempio del padre Carlo de Foucault, che fu giudicato degno d'essere chiamato per la sua carità il fratello universale, nel quale si deve la compilazione di un prezioso dizionario della lingua Tuareg. È nostro dovere rendere omaggio a questi precursori troppo spesso ignorati, uomini sospinti dalla carità di Cristo, così come i loro emuli e successori, che continuano ad essere anche oggi a servizio di coloro che evangelizzano. Ecco, questa citazione di Paolo VI, di San Paolo VI, nella Populorum Progressio numero 12, è la consacrazione, tra virgolette, ufficiale che fa di Fratel Carlo il fratello universale per eccellenza, ed è citato non solo da Papa Francesco nella Fratelli Tutti, ma anche Papa Benedetto XVI il 13 novembre del 2005, il giorno della beatificazione, in San Pietro lo ha definito con il Fratel Carlo, con la sua vita, un invito ad aspirare alla fraternità universale.
E allora in questo capitolo ho voluto tratteggiare le linee portanti delle esperienze di Fratel Carlo, come egli sia diventato il fratello di tutti e come può ispirare anche noi oggi a condividere questo sogno della fraternità universale, ed è un sogno più che mai attuale. Una fraternità che per Fratel Carlo ha il suo primo fondamento nella natura umana, nell'essere stati creati d'immagine di Dio e chiamati ad essere solidali gli uni verso gli altri. Una fraternità che ha le sue radici nella scrittura, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, dove il termine fratello designa in senso proprio la fratellanza carnale, ma in senso traslato designa pure la fratellanza spirituale che lega fra di loro i cristiani e gli israeliti, gli ebrei. Fraternità che raggiunge il suo apice nella prima lettera di San Pietro, dove si designa la Chiesa proprio come fraternità. Fratel Carlo è in questa linea quando, giungendo nel 1901 a Beni Abbès e nel 1905 a Tamarrasset in Algeria, si presenta a questo popolo Tuareg come fratello universale e desidera che la sua abitazione sia una vera fraternità per tutti, senza eccezione o distinzione di persone. Tutti possono trovarvi una casa e un fratello che li accoglie, giungendo a raccomandare ai suoi futuri discepoli di essere gli amici universali, i fratelli universali che consumano la loro vita pregando per tutti gli uomini, senza eccezione, e facendo loro del bene, che la loro fraternità è un porto, un asilo nel quale ogni essere umano, specie se povero o disgraziato, è in ogni momento invitato fraternamente, desiderato e accolto. Allora, quali sono i mezzi utilizzati da Fratel Carlo per diventare fratello universale? Il dialogo fu il primo strumento che utilizzò per diventare fratello, non un dialogo superficiale, ma un dialogo che entrasse profondamente nella cultura tuareg e manifestasse il suo cuore, cioè la sua fede. Papa Francesco ci ricorda che il dialogo non ha semplicemente un valore antropologico, ma anche teologico. Troppo spesso la storia ha conosciuto contrapposizioni e lotte fondate sulla distorta persuasione che, contrastando chi non condivide il nostro credo, prendiamo le difese di Dio. In realtà estremismi e fondamentalismi negano la dignità dell'uomo e la sua libertà religiosa, causando un declino morale e incentivando una concezione antagonista dei rapporti umani. È anche per questo che si rende urgente una collaborazione comune non solo a livello dottrinale ma anche quotidiano, mossi da una conoscenza sempre più ampia e profonda, nutrita da un sincero rispetto reciproco. Ed in questo dialogo Fratel Carlo è stato un maestro. Non tanto a livello dottrinale, perché se la sua conversione è stata provocata dall'Islam e questi l'aveva sedotto, non ne ha approfondito la conoscenza. Il suo è stato un dialogo quotidiano con i musulmani, fatto dalle piccole cose di ogni giorno, nutrito dall'attenzione a tutti i suoi vicini. Un dialogo che ha 3 caratteristiche illustrate nel capitolo. Per dialogare, la prima caratteristica, per dialogare occorre conoscerci. In questa luce possiamo capire anche l'immenso lavoro di conoscenza del popolo Tuareg tra cui viveva per imparare e studiare la lingua, che fece durante gli ultimi 11 anni a Tamarrasset. Un lavoro che avrà come frutto un dizionario francese Tamek francese in 4 tomi, che ancora oggi fa testo e che non studia solo la lingua ma anche la cultura, la mentalità, la poesia del popolo Tuareg. Vuole conoscerla bene per diventare un abitante dell'Hogar in piena regola, per farsi Tuareg o coi Tuareg,
come avrebbe fatto San Paolo, per poter parlare con essi, se glielo chiedono, del suo Signore nella loro lingua. La seconda caratteristica è creare amicizia. Sa che conoscere la lingua gli permetterà di comprendere meglio il pensiero, la cultura, e poi la conoscenza suscita la stima l'amore, l'amore la fraternità. Si è così passati da una nozione astratta ad una concreta incarnazione, ad essere amico e fratello universale. Egli giunse a vivere la fraternità universale attraverso concreti rapporti di amicizia. Ecco perché anche per Fratel Carlo l'accoglienza a Beni Abbes e a Tamarasset non è mai meschina o banale, anzi raggiunge una delicatezza e una finezza di cui c'è da stupirsi, sapendo che questo comportamento fraterno non doveva essere naturale ad un uomo fatto per il comando e per l'organizzazione. Veniva dalla scuola militare. Tutti possono trovare in lui l'amico sicuro a cui si ricorre quando si è nel dubbio della pena, sull'affetto, la saggezza e la giustizia del quale si possa contare assolutamente. E scriveva: la mia vita consiste dunque nell'essere il più possibile in rapporto con quelli che mi circondano e nel rendere tutti i servizi che posso. La terza caratteristica, essere buoni, soprattutto con i più poveri. Tra tutti questi fratelli un posto speciale è riservato ai poveri. Essi sanno di essere i prediletti ai quali egli presta tutta la sua attenzione e fraternità in nome di colui che è il fratello primogenito, il vero ed unico fratello universale, attento non solo ai legami di amicizia, ma anche alla loro dignità. Al suo tempo i poveri erano soprattutto gli schiavi, i Beni Abbes, i viaggiatori, gli orfani. Per noi oggi hanno il volto di tanti che hanno perso le cose più care, famiglia, lavoro, valori, certezza di fede, stranieri, immigrati, clandestini. Allora si proponeva un ministero ben preciso. Scriveva: il mio apostolato deve essere l'apostolato della bontà. Vedendomi ci si deve dire: poiché quest'uomo è così buono, la sua religione deve essere buona. Se mi chiedono perché sono così dolce e buono, devo rispondere: perché sono il servitore di uno molto più buono di me, se voi sapeste com'è buono il mio Maestro Gesù. Termino poi questo capitolo sulla fraternità universale con il tracciare come le piccole sorelle di Gesù e i piccoli fratelli di Gesù vivono oggi questa intuizione di Fratel Carlo. Come Fratel Carlo anche loro sono andati prima nel Sahara e poi nel mondo intero, non alla ricerca della solitudine, ma per incontrare la gente, le persone, specialmente i poveri, per vivere accanto a loro, farsi prossimo, per portarvi la presenza di Dio, l'amore di Dio attraverso la loro persona e la loro vita evangelica. Lo aggiungo adesso un piccolo aneddoto. Quest'estate ci siamo trovati tutti i responsabili mondiali delle varie famiglie legate alla spiritualità di Fratel Carlo, e i piccoli fratelli di Gesù avevano appena eletto il loro responsabile generale, e gli chiedo, un messicano, gli chiedo: fratello, cosa facevi prima di essere eletto superiore generale? E facevo lo spazzino a Cuba. E io sono rimasto talmente male, come eleggono superiore generale uno spazzino, però non ho detto niente, ho fatto finta di niente, poi vado da un altro piccolo fratello, il provinciale italiano, dico: ma avete detto proprio uno spazzino? Guarda che quello spazzino era professore all'università prima di diventare piccolo fratello. Va bene, ho capito. Quindi la scelta dei poveri è proprio come fraternità verso tutti.
Attualmente ci sono altre 19 famiglie riconosciute dal Vescovo o dalla sede apostolica che seguono le tracce di Fratel Carlo di Gesù. E poi nella Chiesa tanti altri hanno vissuto e vivono questa fraternità, abbiamo sentito la testimonianza di Don Pietro. È davvero impressionante notare come lo stile e la sequela di Fratel Carlo abbia presa su tanti uomini e tante donne d'oggi, fino al martirio. Ricordiamoci dei martiri di Algeria, dei monaci di Liberi, che hanno cercato e amato i fratelli dell'Islam fino a donare la loro vita e che la Chiesa ce li ha dati come modello di vita donata, proclamandoli beati. Ecco un semplice capitolo che ci mostra concretamente come è possibile oggi dialogare e non sia solamente qualcosa di astratto, qualcosa di ideale, ma proprio nella vita concreta di oggigiorno è possibile dialogare, è possibile vivere da fratelli e da fratelli universali. Grazie. La parola un attimo al professor Algeri. Poi adesso io chiamerò il professor Catalano con WhatsApp video messaggio e magari vedremo, avvicinando il microfono eccetera, di sentire. Di piacere e per dire qualche cosa del mio contributo a questo testo, di cui ringrazio Renato Algeri per l'impegno che ha avuto nel curare come curatore principale tutto il libro. Il mio contributo è stato soprattutto di carattere religioso per le religioni dell'Oriente, ma anche di mettere in evidenza come nel periodo post-conciliare, a partire dagli anni 80 in poi, si sia sviluppato all'interno non soltanto della Chiesa Cattolica, ma anche di altre chiese, di altre religioni, un fenomeno che ha contribuito in modo molto positivo al dialogo fra persone di diverse chiese e di diverse religioni. Il cosiddetto fenomeno del movimentismo, fatti movimenti spontanei sono nati all'interno della Chiesa Cattolica. Basta fare il nome di Comunione e Liberazione, il Movimento dei Focolari, la Comunità di Sant'Egidio e altre, però anche all'interno di altre chiese cristiane e anche all'interno di altre religioni. Ecco, questo fenomeno che potremmo definire assiale, nel senso che ha interessato contemporaneamente diverse parti del mondo e diverse culture, ha senz'altro favorito quando il Concilio Vaticano II da parte cattolica aveva prospettato una dichiarazione nostretante, un'apertura di cristiani cattolici verso persone di altre chiese e di altre religioni. I movimenti sono stati dei veicoli nello stabilire o nel facilitare lo stabilire dei rapporti tra persone di diverse comunità religiose, che si sono realizzate negli ultimi 40-50 anni, dando vita anche a istituzioni ed enti internazionali, una su tutte Religioni per la Pace o il Parlamento Mondiale delle Religioni, che hanno istituzionalizzato e contribuito ulteriormente a questo dialogo. Ecco, mi sembra di poter dire che questo è un fenomeno che necessita un approfondimento, diciamo pure anche accademico di studio, perché è un fenomeno molto interessante che si va a unire con quello che è successo all'interno delle varie chiese, delle varie religioni a livello istituzionale, a livello di dirigenze di queste religioni. In particolare questo fenomeno ha favorito diciamo il rapporto personale tra fedeli di diverse religioni, ha favorito una collaborazione su questioni di carattere sociale, diritti, giustizia, pace nei vari ambienti e sul territorio, e ha portato anche, non ultimo, a condivisioni di esperienze più spirituali ed infine anche a delle riflessioni
accademiche, teologiche di interesse. Ecco, ho cercato di contribuire a questo testo con questa riflessione perché mi pare un aspetto poco riconosciuto, perché poco conosciuto e che merita di essere approfondito. Ecco, tengo il mio intervento abbastanza breve perché non vorrei che ci siano problemi di comunicazione. Se si vuole fare magari una domanda, qualche cosa, posso rispondere sperando che riusciate a sentirmi bene. Grazie Roberto. Se c'è qualche domanda magari ti richiamiamo, possiamo fare così, ecco. Va bene? Ok, va bene, allora... ulteriormente per la mia assenza. Grazie allora Roberto. Bene.